Torna a casa il contingente della colonna mobile regionale della Protezione Civile del Veneto, partito da Faenza e Brisighella, zone maggiormente colpite dall'alluvione, per rientrare al termine delle attività assegnate: aiuto alla popolazione sfollata, pulizia e ripristino dei seminterrati invasi dal fango. La colonna mobile ha operato in Emilia-Romagna da mercoledì 18 settembre al 25. Complessivamente sono state attivate 41 organizzazioni di volontariato con 177 volontari divisi in 2 turni, che hanno lavorato per un totale di 530 giornate uomo. Il coordinamento delle operazioni è stato assegnato a 6 funzionari che si sono alternati nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme. La provenienza dei volontari impiegati è di 13 persone da Belluno, 38 da Padova, 16 da Rovigo, 22 da Venezia, 33 da Verona, 27 da Vicenza e 28 da Treviso. Con loro è rientrata anche la colonna mobile nazionale dell'ANA, che ha operato a Faenza fin dal primo giorno, costituita da una sessantina di volontari ANA, per lo più provenienti dal Veneto. Sicuramente ci portiamo a casa un bagaglio di esperienza molto importante e una certezza che è quella di poter lavorare tutti quanti assieme, indipendentemente da dove vengono le squadre e da chi sono i componenti delle squadre stesse. Quando si ha un obiettivo comune, sicuramente il risultato è assicurato.